Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Bentornati amici di Unica Radio nella nostra rubrica Ciak in Sardegna, la rubrica dedicata al cinema in Sardegna, in compagnia di Marinella Frau, Luca Lobina e alla regia Priamo Meloni. Ogni settimana con noi ospiti attori, registi, attrici che hanno lavorato nella nostra isola per raccontarci un po' quello che sono state le loro esperienze e quelli che sono i loro progetti futuri. Adesso siamo anche in radiovisione, quindi potrete riascoltare e rivedere la puntata tutte le volte che volete nel nostro sito unicaradio.it. Oggi con noi Karim Galici. Ciao Ciao, Luca, ciao a tutti. Benvenuto. benvenuto, Marinella. Marinella. Ti mancava il nome. Lo stavo per dire, però poi ho detto Mari dico Mariella, invece. È un errore comune. Ciao Karim, comunque grazie per essere venuto. Grazie a voi per l'invito. Senti, la tua esperienza è veramente multiforme, per cui ci dobbiamo focalizzare su quello che è l'interesse della nostra trasmissione. Quindi tu sei regista teatrale, regista cinematografico e in particolare regista cinematografico di documentari. E vorremmo un po' sapere a che punto sei con i tuoi lavori, sempre molto importanti, riguardanti argomenti molto sensibili, quindi sicuramente dietro c'è una grande preparazione e anche una grande sensibilità. Sì, siamo arrivati al 6° film documentario che sta per uscire, si chiama Donne in Avanti e uscirà il mese prossimo in prima a Cagliari dopo essere stato in anteprima in un festival in Trentino pochi giorni fa. E diciamo che sono 6 in 5 anni, quindi è relativamente giovane questa disciplina per me rispetto a ormai quasi 30 anni di carriera, però mi appassiona molto anche perché sono riuscito a coniugare delle sensibilità con il sociale rispetto a quelle artistiche e quindi cinematografiche. Infatti questo ultimo lavoro è andato in Trentino e ancora non è arrivato da noi, se non mi sbaglio. Sì, è stato... È un'anteprima questa del Trentino. Esatto, è stata un'anteprima nazionale in un festival che si chiama Luci e Ombre. Avevano bisogno di un film che parlasse al femminile perché la tematica di quest'anno era quella e quindi hanno scelto l'8 marzo di aprire con il mio nuovo film. Abbiamo accettato, anche se è un film girato in Sardegna perché comunque era un palcoscenico prestigioso, però adesso non vediamo l'ora tra un mese di presentarlo qua a Cagliari dove comunque abbiamo la nostra casa e tutti i nostri riferimenti. Ci puoi anticipare qualcosa sulla sinossi, brevemente, senza spoilerare troppo? Sì, si tratta del sequel di un film documentario che ho fatto 5 anni fa che si chiama Dall'Est con Amore. Avevo approfondito delle storie di migrazione e soprattutto di integrazione di donne che provenivano dall'Est Europa, principalmente dall'ex URSS. E siccome questo documentario incredibilmente, con sorpresa, sta girando ancora, dico incredibilmente perché quando l'abbiamo fatto in piena pandemia pensavamo di fare giusto qualche proiezione in streaming, niente di più. E invece ha avuto un grande successo. Ogni volta che il pubblico lo vedeva chiedeva ma queste donne poi che fine hanno fatto? Cioè va bene, raccontate del loro inserimento in Sardegna, ma poi adesso... Sì, io l'ho visto, in effetti sono delle donne molto, non so come dire, affascinanti, ecco, nel senso che ti viene proprio la curiosità di capire, ma poi come se la sono cavata, no? Come è andata la loro storia. Esatto, e quindi Donne in Avanti parla del loro andare Avete oltre continuato? aver continuato questo Ma con le inserimento stesse? culturale. Come? Con le stesse? Con le stesse 4. Con le stesse 4, caspita, Che bello. per fortuna nostra, da un punto di vista Certo. cinematografico, hanno avuto delle evoluzioni importanti. Una, ad esempio, che aveva avuto un incidente stradale ed era in sedia a rotelle, adesso è diventata una campionessa di paracanotaggio, ha vinto un mondiale, un europeo e si sta preparando alle Paralimpiadi di Los Angeles 2028. Ah, fantastico. Quindi storie insomma molto belle in alcuni casi, in altre invece magari con dei finali non felici perché non sempre i finali sono felici. Ad esempio una delle protagoniste è dovuta tornare in Ucraina sotto i bombardamenti con una malattia da curare, però comunque sono storie molto interessanti da conoscere, quindi abbiamo deciso di fare questo sequel. Avete anche fatto qualcosa sul Chernobyl, sui bambini, Sì, quindi sì. un'attenzione particolare all'est nella tua cinematografia Sì, documentaristica. è un'attenzione particolare perché la mia produzione è Cittadini del Mondo, Cinema per il Sociale
e loro nascono come ODV specializzati in accoglienza proprio di bambini provenienti dai territori di Chernobyl. Quindi da lì in poi hanno fatto accoglienza per tutto l'est Europa. Il primo documentario che mi hanno commissionato era quello di cui ho parlato poco fa, poi un altro sulla Chiesa ortodossa che si chiama La vita sopra ogni cosa. Su E questo poi per prete chiudere ortodosso. sì, su un prete ortodosso che purtroppo ha perso il bambino durante una cerimonia. È stata una situazione tragica che io non dovevo raccontare, doveva essere il rapporto tra Chiesa ortodossa e Chiesa cattolica, che qua a Cagliari per fortuna hanno un bel rapporto di fratellanza. Solo che pochi giorni prima di intervistare il padre ortodosso, che è un padre in tutti i sensi, perché sapete, i preti Possono anche sposarsi, avere sì, famiglia, certo. lui fa una cerimonia a Flumini di matrimonio, c'era una piscina molto bassa, Dio. il bambino piccolo cade, Madonna. batte la testa Caspita. e muore annegato. Oddio. È stata una tragedia incredibile. Ci credo. Ovviamente lui non ha fatto l'intervista 2 giorni dopo, però io non ho abbandonato il progetto, l'ho aspettato per 6 mesi finché poi mi ha rilasciato un'intervista ed è stato incredibile, perché ha messo in dubbio Dio e la fede, è diventato veramente un uomo tra gli uomini a tutti gli effetti. Quindi è uscito fuori un documentario che ha questa parte, diciamo, tragica, drammatica, però anche molto interessante per scoprire qualcosa che a volte può sembrare distante da noi e invece può essere molto vicino oltre le divise. E quindi quello è stato il secondo, dopodiché la produzione mi ha detto: senti, ma chiudiamo la trilogia parlando di quello che è stato il nostro progetto principe, quindi Chernobyl e tutti i bambini che sono arrivati dalla Bielorussia, dalla Russia e dall'Ucraina. Infatti, e anche una particolare attenzione ai temi femminili. C'è un altro documentario che riguarda donne malate di Di tumore. tumore. Sì, si chiama Fiori sotto pelle, è stato presentato al Greenwich in anteprima il 20 dicembre dello scorso anno, quindi pochi mesi fa. Adesso sta girando a livello nazionale, saremo a Roma il 12 aprile e tratta una tematica veramente molto delicata che è quella del cancro. Una cosa che fa rabbrividire solamente a nominarla. E quando mi hanno chiesto di realizzare questo documentario che raccontava di donne malate di tumore, ma anche di un bel progetto che dona le parrucche alle donne che perdono i capelli, sapevo che sarebbe stata una sfida. Avevo già trattato tematiche sociali delicate, ma questa probabilmente era quella che più mi provava. Per fortuna è andata bene perché queste donne si sono quasi confidate con me rispetto a tutte le paure, tutti i timori, tutti i dubbi, ma anche la loro forza di andare avanti e di vincere la battaglia contro questa brutta malattia esce fuori e quindi siamo molto contenti del risultato. Quindi di racconti reali, non interpretati da attrici. No, avevi sempre poi reali. delle persone. Sì, ok. sì, questa credo che sia la grande differenza con il cinema di finzione. Io non ho attori e attrici, ma ho persone reali, comuni o magari a volte straordinarie, ma che comunque non hanno una tecnica di recitazione e soprattutto non ho una sceneggiatura ferrea come accade nel cinema di finzione. Io generalmente ho una scaletta che poi modifico col tempo fino al montaggio in cui sarà quella definitiva. Eh sì, che poi è tutto improvvisazione, no? Quello che poi ne viene fuori, Sì. è realtà, è una storia vera, quella che poi si andrà a raccontare. Tu hai studiato per fare questo tipo di lavoro, questo lavoro di documentarista, oppure è qualcosa che è nata attraverso la tua esperienza di regista teatrale di un certo tipo di teatro, un teatro diciamo non convenzionale? E questa è una domanda che ci sta tutta, perché in effetti io sono probabilmente più conosciuto come uomo di teatro che come tolgo un attimo le cuffie perché sentivo un fruscio, che come regista cinematografico, perché per 20 anni ho fatto soprattutto il regista teatrale, però io in realtà inizio con il cinema. Ma quanti anni hai? 200? Sì, ma infatti il suo curriculum è impressionante, considerata la giovane età. Sì, Mari me li porta anche bene. Comunque diciamo che inizio con il cinema come regista, nel senso che faccio prima cortometraggi di spettacoli
Dal punto di vista della formazione, invece, ho iniziato con il teatro, la scuola quella di Faticoni e Origo al Teatro dell'Arco, del Crogiuolo, per poi trasferirmi a Roma, fare un'accademia d'arte drammatica, fare il DAMS, che sicuramente insomma mi ha dato una bella formazione critica, e nello studiare tanti registi inevitabilmente mi sono appassionato di quella che poteva essere la mia regia. E poi vi dico una cosa che sanno in pochi: io in realtà prima del teatro, prima del cinema, ho iniziato con la televisione. Facevo il TG dei ragazzi a Sardegna 1 a metà anni 90, il mio regista in quel caso era Gianluca Medas. Oddio, sì. E io invidiavo il suo ruolo e volevo prenderglielo. Credo che lì per la prima volta abbia capito alla tenera età adolescenziale che volevo fare il regista. E alla fine ce l'hai fatta, hai visto? Sì, sì, sì. Raccontaci un po' qualche aneddoto di qualche situazione un po' particolare, divertente, che si è sviluppata durante qualche tuo progetto in Sardegna o all'estero. Aneddoto che si è sviluppato. Allora, diciamo che innanzitutto io lavoro generalmente con delle troupe, mi piace molto, non sono il videomaker alla vecchia maniera che va con la camera, sistema il microfono, il one man show, diciamo, della regia. Però è capitato a volte che per mettere a proprio agio i miei protagonisti chiedessi alla troupe di uscire, tipo piazzatemi la camera, i microfoni e uscite. E però lo devo fare generalmente in una maniera gentile, no? E anche in una maniera che il mio protagonista o la mia protagonista non capisca che è perché devo fargli un terzo grado. E quindi una volta, da poco, proprio per girare fiori sotto pelle, ho detto ad uno degli operatori: dai, vai a farti una pausa, poi ci rivediamo dopo. E questo mi fa: ma come una pausa? Abbiamo appena iniziato. Vabbè, il sogno di tutti questo. Iniziamo già con la pausa. Iniziamo vabbè. con la pausa. E invece, con la tua esperienza a Cagliari, non hai mai pensato di aprire una scuola sul documentario? Ho pensato tantissime volte di aprire una scuola perché ce n'è bisogno. Mi sarebbe piaciuto tantissimo una scuola multidisciplinare. Dico sul perché- documentario perché è un lavoro specifico quello del documentarista e quindi Sì, sicuramente servirebbe. In questo momento non mi sentirei in grado di fare una scuola, nel senso che comunque mi sento in formazione continua e sono io che magari se ci fossero dei Una corsi scuola o di delle scuole documentario. parteciperei volentieri a delle masterclass, eccetera. Però in generale sì, avevo fatto anche un progetto multidisciplinare per Cagliari, capitale europea della cultura. sì, un paio Poi- d'anni fa. Sì, qualche anno fa, poi purtroppo abbiamo perso, ha vinto Matera e quindi non si è sviluppata questa scuola, però sicuramente ce ne sarebbe molto bisogno a Cagliari. Sì, perché è sempre più alta la richiesta di formazione. Parlavamo con tanti colleghi che vanno fuori a studiare. Ora questo non si esclude, però certo avere qui la possibilità di formarsi, almeno all'inizio, almeno di iniziare, non tutti hanno la possibilità di andare fuori o comunque di studiare e basta. Cioè, perché Sì, 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 è una lacuna che abbiamo in Sardegna e infatti è necessario, quantomeno per studiare, partire fuori e farsi una bella esperienza. Questo sicuramente lo possiamo consigliare a tutti. Poi ecco, per cosa fortuna c'è la consigli tu possibilità di per tornare. cosa consigli per qualcuno che vuole intraprendere questo lavoro? Studiare qui con le scuole che ci sono, perché comunque ce ne sono. Qualcosa No, c'è. sì, diciamo che io consiglierei di partire a Roma o a Milano, dove sicuramente ci sono le scuole più importanti, se non addirittura all'estero, sia da un punto di vista di formazione, sia proprio da un punto di vista esperienziale, perché io credo che un regista, così come qualsiasi artista, debba fare tantissime esperienze se poi vuole riportarle dentro lo schermo cinematografico. E quindi il partire, il viaggiare, conoscere nuove persone, nuove culture è molto importante. Indispensabile, secondo me, addirittura. Sì. Cosa ci vuoi dire un po' di quello che sono i tuoi progetti futuri? Qualche data di qualcosa che sta per uscire? Abbiamo purtroppo finito il nostro tempo a disposizione. Concludiamo È quindi volato. con un invito ai nostri ascoltatori. Sì, adesso i documentari di cui parlavamo prima stanno girando molto, soprattutto gli ultimi. Ma Non a abbiamo Cagliari? parlato di uno. A Scusami. Cagliari gireranno?
A Cagliari gireranno assolutamente. Allora, adesso un documentario di cui noi abbiamo parlato che si chiama Run Trip Life, che ho fatto con un amico che viaggia in sedia a rotelle. Abbiamo fatto 10.000 chilometri da Cagliari a San Francisco per ritirare un premio su quello che un'idea si è di inventato il accessibilità. podcast, Figata, non il incredibile. podcast, che si è inventata un'app, un'applicazione esatto. per chi viaggia da invalido. Sì, diciamo è un'applicazione che garantisce l'accessibilità a chi si muove in sedia a rotelle, perché è una sorta di TripAdvisor fatto da disabili per disabili. E non esisteva. Non esisteva. Una cosa simile. Non È esisteva fantastico. assolutamente, perché l'unica cosa esistente era quel bollino con la sedia a rotelle che ti metteva Google, ma era Sì. fintissimo, cioè Non nel senso era praticamente preciso. qualsiasi proprietario di un ristorante, ipotizziamo, si dichiara accessibile e viene messo il marchio. Magari lui lo fa in buona fede, magari ha il maniglione in bagno, magari ha qualcosa di accessibile, però poi ha 2 gradini per entrare e quindi crolla tutto. È già crollato. Marco certo. in prima persona ha provato queste difficoltà e ha visto che serviva a fare qualcosa di più, l'ha fatto, sta vincendo un sacco di premi, e uno l'abbiamo documentato andando addirittura da Google in California e Dai. presentando questo progetto. Bellissimo. Wow. Questo documentario sarà adesso in Svizzera, quindi magari un po' lontani da Cagliari, me ne rendo conto, in tournée dal 18 al 20, però stiamo organizzando una nuova proiezione al Greenwich per il mese prossimo. Diciamo che io consiglio di tenere sotto controllo i miei social, perché lì cerco sempre Sono di le aggiornarli, notizie. oppure il mio sito che è karimgalici.it, e lì c'è una sezione calendario, perché sennò veramente diventerebbe difficile. So che il tempo è ormai È finito. terminato, È finito. e quindi ahimè, dobbiamo- andate sui social, tanto ci andate sempre, guardate un po' di Assolutamente date. sì, assolutamente Grazie, sì. Karim. Grazie per Grazie a essere voi. stato con noi. Ciao Karim. Ciao.